parte cremosa di questo dolce. Allora, mi perdo 2 minuti per il discorso ancora un attimo di questa nuova macchina. Cioè, avere una macchina, io faccio anche cioccolateria, che mi permette di, alla sera mi servono per l'indomani, devo fare delle praline, io ho la temperatrice, ma alla sera quando abbiamo finito di fare la produzione metto il cioccolato qua dentro, c'è un programma specifico e mi trovo alle 5, alle 6 della mattina quando arrivo a lavorare tutto il cioccolato che mi serve, che già sciolto, alla temperatura idonea, e quindi parto già con il cioccolato pronto. Tutti i miei 300 panettoni che ho venduto sono stati lievitati dentro all'MF, perché per fortuna a dicembre si lavora tanto, avevo le micelle di lievitazione piene e quindi noi dovevamo comunque avere tutte le brioche e croissant a lievitare. Abbiamo sfruttato l'MF che ha un programma per lievitazione, ha 3 programmi specifici, adesso poi Gianluca ve li fa vedere. Questo perché ve lo dico? Perché in realtà questa è una macchina che gli manca solo di fare il caffè, però a livello di produzione, a livello adesso di quello che hanno portato qui, possiamo tranquillamente cuocere una meringa dentro a questa partitura. Io tutta la frutta poché e tutta la frutta poché che in realtà adopero nella mia pasticceria viene cotta con l'MF. Vabbè, adesso nel mia perché c'è quello nuovo, io ho l'MF, però non è più soltanto una partitura di temperatura che mi fa freddo, ma è una macchina che è diventata talmente polifunzionale che io vi giuro che se venite da me non ho nessun problema, vi ospito volentieri, come fatto con Gianluca, venite dal laboratorio, è la macchina in assoluto, a parte i conservatori che vanno 24 ore al giorno, che rimane accesa dalle 4:30 alla mattina alle 7:30, 8 di sera, va sempre.